dei Troi è un termine che indica un sentiero, un calpestio, non è quello che vediamo noi oggi, ma questo attuale è ricalcato su un precedente sentiero che partiva dalla via Nubie, quindi dopo la fine del centro abitato di Pieve. E qui siamo nella retrovia, siamo in un luogo in cui ci si mette direttamente nella natura ed è il percorso, uno dei percorsi più frequentati da Zanzotto. Qui confluiscono tutte le tematiche della poesia di Zanzotto. Abbiamo il rapporto con il fiume, il rapporto con la natura, con le diverse specie di piante, quindi tutta la serie di piante, la botanica. Abbiamo il rapporto con l'archeologia industriale che è molto presente in questo percorso. C'è la tematica del degrado e dello sfruttamento del territorio attraverso la presenza purtroppo ancora oggi di alcune fabbriche ora dismesse. Tutte queste tematiche ci danno veramente l'idea di quello che è la poetica e i temi affrontati dalla poesia di Zanzotto. Allora, quest'opera è il risultato di una tesi di laurea che è stata discussa nell'ottobre del 2020 presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, tesi in lettere, grazie alla professoressa Tamiozzo che mi ha seguito in questo percorso. E lo stesso titolo della tesi è anche il titolo del libro, Le impronte della poesia nel paesaggio di Andrea Zanzotto. E questo lavoro cerca di mettere in luce i percorsi che Zanzotto faceva quotidianamente nel suo territorio. E grazie alla ricostruzione di questi percorsi ora siamo in grado di ritornare e di rivedere con i suoi occhi, ma soprattutto con le sue parole, con i suoi versi, il territorio, l'ambiente, ma soprattutto il paesaggio che caratterizza la nostra zona. Ho avuto 4 persone qualificate, diciamo, che mi hanno aiutato in questo e sono stati con competenze anche diverse. Ad esempio la pittrice Nerella Barazzuol, con la quale abbiamo ricostruito questo percorso, e lei ha frequentato la casa di Zanzotto per oltre 15 anni. Poi il professor Vallerani, che è docente di geografia all'Università di Venezia, che ha ricostruito un percorso nelle zone di Farra col San Martino. Il professor Gianmario Villalta, direttore di Pordenone Legge, e infine Luciano Cecchinel, col quale abbiamo ricostruito dei percorsi lungo la vallata e la zona dei laghi. Ritornare su questi luoghi che sono stati in qualche modo certificati da questi testimoni diventa un'esperienza che ha una certa importanza, che ti dà una profondità di sguardo in quello che vedi. Quindi ritornare qui e rivedere in tutte le stagioni questi percorsi, il rapporto che si crea tra l'anima stessa e il paesaggio, sono degli aspetti che colpiscono e rimangono proprio nel vissuto delle persone.